amici vicini e lontani, ben trovati. Io do il benvenuto al nostro caro professore, questa volta in tenuta casalinga, diciamo per causa di forza maggiore. Anche noi ci stiamo adeguando a quelle che sono le regole, viste insomma i tempi. Professore, visto, ci siamo assentati un attimino ed è successo di tutto, un pandemonio, è il caso di dirlo, o una pandemia. Una pandemia pandemonio. Finirà tra poco. Siate di animo speranzoso, tutto passa, anche questa cosa passerà. Vi auguro un buon sabato santo e buona Pasqua per domani. Amici carissimi, allora iniziamo, Michela? Sì, diciamo che a gentilissima richiesta ci sono arrivate tantissime delle vostre segnalazioni per quanto riguarda la rubrica dei detti e cognomi e storie siciliane, soprattutto per quanto riguarda l'origine dei cognomi. E in particolare Aloisi. Aloisi è un nome diventato poi cognome e viene dal francese antico Lois, che significa Ludovico, Luigi, diventato poi nel francese moderno Louis, pronunziato Louis. A sua volta Lois, antico francese, fu un adattamento del nome germanico Ladavigas, che significa Ludovico. Oggi in tedesco è Ludwig. Ah, ok, quindi il nostro Luigi è diventato Aloisi. Non so, Ludovico e anche Luigi. È Luigi, ha capito. Sireci. Sireci è un nome molto interessante, deriva dal latino sirex, che è il nome di un insetto chiamato in italiano sirice. È un grosso insetto, un parassita del legno, dove deposita le sue uova e vive nelle foreste di regioni fredde e temperate. Siccome i cognomi, come abbiamo detto tante volte, Michela, sono soprannomi e ingiurie in genere, il capostipite dei Sireci se lo meritò questo soprannome perché probabilmente si sarà fatti fatterelli suoi a spese di qualche uomo facoltoso, di qualche famiglia benestante della quale era dipendente. Oppure può essere stato dato al capostipite dei Sireci, questa inciuria, per essere una persona che agiva in silenzio senza essere visto, quatto, facendosi sempre i fatti suoi, scavando figurativamente gallerie. Ah, ecco, quindi la faceva anzutta, come si suol dire. Masaracchio. Allora, Masaracchio è la variante di Masaracchia, che è la lezione più corretta, quella più vicina all'originale. È il nome di un clan, di una tribù. Lo troviamo da noi registrato nei registri parrocchiali di Piana degli Albanesi già nei secoli 500, 600 e 700. Si ignora il suo significato, che io non lo conosco, non ho trovato da nessuna parte il significato di Masaracchia. È quello che ho detto, il nome di un clan ed è di origine, da noi viene da Piana degli Albanesi. Ah, ok. Galatolo. Dovrebbe essere Galatolo, perché è il nome di una famiglia ebraica che è venuta in Italia, si fermò a Galati Regino, oppure a Galati Mamertino nel Messinese. Siccome l'abbiamo detto tante volte, Michela, i nomi di città, di paesi, di località sono nomi ebraici. Una famiglia ebraica che veniva in Italia come la tua, no? Sì. Misuranca, una famiglia che veniva in Italia era invitata a mutare il nome ebraico in nome italiano perché fosse pronunciabile, trascrivibile, leggibile, eccetera, eccetera. La famiglia dei Galatoli, perché Galatolo e non Galatolo? Galatolo significa Galatuovo, cioè di Galati. Ah, ok. Per me l'accento è più naturale nella perché io l'ho sempre sentita Galatolo, cioè nel tempo forse questo accento si è perso. E Galatolo dovrebbe essere.
appunto Galatuovo, cioè proveniente, originario di Galati. Scibetta. Scibetta è un nome arabo, di origine araba, Shabbat, è il nome di una pianta aromatica che in italiano è l'aneto. È il nome l'aneto, quindi aneto diventa scibetta. Scibetta perché Shabbat, quindi l'hanno lasciato gli arabi per noi il nome di Scibetta, appunto, che nella loro lingua è l'aneto. Ah, ok. Bene, amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, spero che insomma vi sia piaciuto, abbiamo allietato quella che è la vostra quarantena. Vi suggeriamo di seguirci e di continuare a mandarci tutte quelle che sono le vostre richieste, sia attraverso il canale YouTube, le mail e la nostra pagina di Facebook. Da me e dal professore Russo, alla prossima. Alla prossima, statevi bene, vi ripeto le parole con cui è iniziata questa cosa stamattina. Vi auguro buon Sabato Santo e una bellissima, felicissima Pasqua. Ci rivediamo e ci risentiamo. Vi voglio bene, un abbraccio corale. Auguri anche da parte mia e alla prossima. E mi raccomando, restate a casa. Ecco, restate a casa, appunto. L'ha già detto Michela per me.